Bentrovati in diretta con A Voi la Linea, in apertura riflettori puntati sul mondo artigiano. Sono incoraggianti i segnali che riguardano il settore nei primi 6 mesi dell'anno, però nel futuro e per il futuro pesano le incertezze legate ai costi per l'energia. Oggi il presidente Tilatti ha fatto sapere che domani Confartigianato del Friuli Venezia Giulia incontrerà i colleghi del Triveneto. L'obiettivo è quello di condividere proposte che poi possano essere presentate al tavolo con la Regione in materia di risparmio energetico. 33esima indagine congiunturale di Confartigianato, dati che possono essere così a una prima lettura incoraggianti perché in parte sono positivi, però ci sono dei però in sostanza perché grandi preoccupazioni, forti preoccupazioni per il futuro. Con noi il presidente di Confartigianato Graziano Tilatti. I dati potevano, anzi davano nel primo semestre davano un po' di fiducia e di tranquillità, poi questi sono stati travolti dal precipitare della crisi energetica, che è diventato il primo problema, perché i problemi prima erano la mancanza di manodopera, cioè le difficoltà a trovare manodopera qualificata, l'aumento spropositato delle materie prime e diciamo anche il tema finanziario. E invece questo, che era un tema che si intravedeva, è balzato subito, perché le bollette che si sono viste recapitare in alcuni casi sono state triplicate, mettendo in difficoltà l'azienda sia sotto il profilo della marginalità ma anche sotto il profilo della liquidità finanziaria. Ecco, tra l'altro voi domani avrete proprio un incontro anche con Confartigianato del Veneto proprio per confrontarvi e per capire quali misure potete proporre e da presentare al tavolo con la Regione. Beh, noi domani ci incontriamo a livello di Triveneto, di Confartigianato, quelli che hanno il nucleo storico del CAEM, che è un consorzio che si occupa di energia, proprio per trovare le soluzioni per l'immediato, per gestire la crisi e per quali sono le vie di sviluppo, delle azioni di sviluppo che si devono fare per rendere le aziende artigiane meno sovraccaricate dal costo energetico. È chiaro che da quell'incontro trarremo anche dei suggerimenti che porteremo al tavolo che si terrà l'8 settembre, e quelli di Trieste alla presenza e poi al Ministero, ma diciamo sul tavolo regionale, perché la regione Friuli Venezia Giulia, essendo una regione a statuto speciale, ha alcune competenze concorrenti, non concorrenti, quindi che sul tema dell'energia. Siamo anche alla vigilia oltre alla crisi, siamo anche alla vigilia delle scadenze delle grandi concessioni idroelettriche, e quindi la regione sta varando e ha varato parzialmente alcune norme nella variazione di bilancio, alcune norme che cercano di dare una mano alle aziende, alle famiglie e anche agli enti locali. Quindi noi arriveremo su questo tavolo preparati con una serie di misure. Ecco, che cosa intendete proporre? Chiediamo subito di poter avere delle linee di investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici per tutte le attività, e quindi queste misure che consentono l'accesso al credito per fare queste installazioni, l'installazione di batterie e diciamo la creazione di comunità energetiche all'interno delle varie zone. Questo avrebbe un triplice effetto positivo. Darebbe la possibilità di l'utilizzo a chilometro zero dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, quindi quella in eccesso verrebbe subito rimessa nella rete e quindi le imprese potrebbero utilizzarla a costo inferiore, un risparmio per le famiglie di circa il 30%, perché questa gestione intelligente e rendere diciamo ogni casa, addirittura ogni macchina che sia elettrica, che diventi un magazzino di elettricità a cui il sistema paese può fare riferimento. Quindi questo chiediamo alla Regione, e quindi noi anche come Confartigianato Sistema con CAEM ci siamo attrezzati per comprare tutti questi materiali necessari per evitare bolle speculative.
Bene, ringraziamo il Presidente di Confartigianato Graziano Tilati. Qui dalla sede di Confartigianato di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. E adesso noi ci spostiamo in Carnia perché è stata riaperta questa mattina la RSA del distretto di Tolmezzo. È intervenuto anche il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Sentiamolo. È una giornata importante perché la riapertura della RSA di Tolmezzo è un altro passo verso l'auspicata normalità dopo la pandemia. Naturalmente questo ci fa affrontare in un quadro ampio quelli che sono i problemi che devono tenere conto di alcune condizioni che nel breve e medio termine questo Paese non riuscirà a risolvere. C'è la questione del personale che deve essere affrontata strutturalmente, ma anche una volta che il Parlamento l'avrà affrontata avremo bisogno sicuramente di tempo per risolverla. Ma oltre a questo ci sono i rapporti tra la sanità pubblica e la medicina generale, oltre che una programmazione complessiva che deve tenere conto, e questa è proprio una struttura che dà questo tipo di risposte, ad una condizione di vita che fortunatamente ci dà 20 anni di più, ma nello stesso tempo ha bisogno di una revisione organizzativa spostando il baricentro della cultura ospedale-centrica. Questa è una ASP. Il ricovero per persone, l'ospitalità per persone non autosufficienti è uno dei grandi temi che abbiamo visto anche nel corso della pandemia e lo ancora di più in aree montane. Quindi io guardo a questa giornata con grande fiducia, grande soddisfazione, ringrazio il sistema del personale che ci ha garantito questo risultato, l'azienda sanitaria. Cerchiamo di progettare una nuova organizzazione con la quale stiamo facendo la grande fatica, vedendo le solite cose delle contrapposizioni, a volte non con troppa onestà intellettuale, soprattutto da parte di chi ne dovrebbe capire. In realtà capisce, ma fa finta di non capire. Ed ora parliamo della vendemmia, partita con qualche giorno da anticipo, se è iniziato dalle basi spumante Chardonnay e dal Pinot Nero. La siccità ha inciso sulle quantità con rese inferiori di circa il 25%. Allora adesso ci colleghiamo con Daniele Paroni che si trova tra i filari di Spessa. Grazie della linea, siamo a Bosco Romagno dove è in pieno corso la vendemmia. Siamo nella zona di Spessa e al mio fianco c'è Paolo Rodaro. Allora, Rodaro, dobbiamo dire che la vendemmia è partita un po' in anticipo o sbaglio? È partita il 10 di agosto, quindi con la base spumante, Chardonnay e Pinot Nero, quindi mediamente 15 giorni di anticipo rispetto alla media, perché le siccità del mese di luglio ci hanno un po' messo in difficoltà. Ecco, noi li vediamo su questo filare, che cosa stanno vendemmiando? Ora stanno vendemmiando Sauvignon Blanc, abbiamo tardato di qualche giorno per la raccolta per avere più struttura, però a fine settimana mettono piogge, quindi adesso bisogna accelerare un po' i tempi. Ecco, la siccità come sta incidendo? La siccità sta incidendo che mediamente noi avremo un 25% in meno della produzione media ottimale aziendale, che è già bassa perché noi produciamo circa 60 quintali per ettaro, andremo a 45 quintali per ettaro quest'anno, poi vedremo, i morti li contiamo dopo la battaglia, quando la vendemmia è finita. Questo inciderà sul prezzo al consumatore finale o no? Questo, il prezzo che noi applichiamo ai nostri vini non è in funzione della quantità che produciamo, ma in funzione della qualità che in quell'annata li riusciamo a fare. Quindi può essere in più, può essere in meno, dipende dalla qualità finale. Ecco, Rodaro, vendemmia 2022, è facile trovare vendemmiatori? Non è facile, specialmente quello che denunciamo noi è che i vendemmiatori oggi non si trovano attraverso i canali istituzionali, attraverso gli uffici di collocamento, ma purtroppo attraverso Facebook, Instagram, attraverso altri canali che qualche anno fa era impossibile trovarli. Quindi è sempre gente nuova ogni anno, ma è sempre più problematico perché non è facile poi dire alla gente che deve avere una certa sveltezza nella raccolta quando fuori sono 35 gradi. Bene, io ringrazio Paolo Rodaro dalle vigne del Cividalese da Spessa, è veramente tutto, restituisco la linea allo studio.
E noi ci fermiamo qui, grazie naturalmente per averci seguito, restate in nostra compagnia, arrivederci.